Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Siamo pronti per 2 giorni sui monti della Lessigna. In macchina abbiamo raggiunto Velo Veronese per poi lasciarla nel parcheggio di Camposilvano. A piedi ci siamo incamminati verso l'abitato, abbiamo superato il campeggio fino a trovare il bivio che vedete alle mie spalle. Siamo diretti al rifugio Lausen percorrendo la Valle delle Sfingi. Quindi da questo bivio bisogna tenere la destra e proseguire da questa parte. Il sentiero che stiamo percorrendo porta, come vi dicevo, alla Valle delle Sfingi, chiamata così per via di alcune rocce dalla forma un po' particolare. Lungo questo sentiero troverete un sacco di cancelli da oltrepassare. Questo è già il secondo in poco tempo. Troviamo nel punto più alto di questa escursione, al bivio delle Gosse. Adesso, seguendo le indicazioni dei cartelli, andiamo verso destra in discesa verso le malghe del Sengio Rosso. Dopo il bivio per le malghe praticamente si cammina sempre in mezzo a pascoli aperti. Ad un certo punto, comunque sempre seguendo le indicazioni, abbiamo fatto una stretta svolta a destra e adesso stiamo continuando a scendere. Ragazzi, stiamo camminando veramente in un posto fantastico. Poi su questo sentiero delimitato da questi muretti, bellissimo. Ecco, là in fondo vedo già un altro cancello. Ormai abbiamo perso anche il conto. Ormai siamo quasi arrivati al rifugio e adesso stiamo andando ad incrociare la forestale perché è raggiungibile anche in macchina. E siamo arrivati al rifugio Lausen.
Stiamo per lasciare il rifugio Lausen per tornare, ripercorreremo un tratto di andata fino a trovare un bivio dal quale prenderemo il sentiero che ci porterà direttamente a Campo Silvano. Dal rifugio bisogna tornare indietro fino a questo punto. Noi all'andata siamo scesi da questa parte, invece adesso bisogna superare l'ennesimo cancello e salire da questa parte. Una volta terminata la salita si tiene la sinistra e si prosegue da questa parte. Dopo un primo tratto di discesa ben sostenuta, adesso stiamo camminando più tranquillamente e anche su fondo asfaltato. E che dire, segnaletica durante tutto il giro, all'inizio praticamente inesistente, poi sì, abbiamo trovato alcuni cartelli e adesso ancora diciamo che ringraziamo le applicazioni che ci fanno capire dove stiamo andando. Quindi se dovete fare questo giro è meglio che vi scaricate una traccia GPX. Il sentiero che abbiamo appena percorso porta a passare vicino al campeggio al Covolo e qui tra pochi metri siamo tornati al parcheggio. Siamo tornati al parcheggio di Campo Silvano, alla fine ne è venuto fuori anche un bel giro ad anello. Abbiamo camminato complessivamente per 8 km e mezzo con un dislivello di 352 metri, quindi diciamo semplice. Unica cosa, che se ci fosse stata una giornata di pieno sole, quindi camminare in candela al sole, non sarebbe proprio il massimo perché ombra non ce n'è. Ricordatevi, se vi è piaciuto questo video, un bel like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!